Oggi pomeriggio, sabato 11 aprile alle ore 19, a Villa Bonfiglio si terrà l'inaugurazione della nuova tenda Lo Slancio, la struttura della comunità missionaria Porta Aperta, ricostruita dopo l'incendio che l'aveva distrutto lo scorso 24 luglio. L'incendio non aveva solo incenerito pareti di tele e arredi, ma aveva colpito un simbolo di accoglienza gratuita per la città. Tuttavia, come evidenziato nel manifesto, la risposta della comunità non si è fatta attendere. Una goccia, due gocce, tante gocce hanno riempito l'erario di Dio. La generosità dei cittadini e delle istituzioni ha così permesso quello che sembrava un miraggio, riportando la tenda laddove deve stare, ovvero in mezzo alla gente. La comunità Porta Aperte, guidata con determinazione incrollabile da Suor Maria Grazia Pillitteri, rappresenta da decenni un faro per chi vive ai margini. Attraverso la mensa della solidarietà di Via Gioieni e i centri di ascolto, l'associazione si fa carico delle povertà materiali e spirituali del territorio. La tenda Lo Slancio è l'estensione di questo abbraccio, un luogo di evangelizzazione, di strada, aggregazione e supporto che non si arrende davanti all'intimidazione, ma rilancia la propria missione con rinnovato vigore. La cerimonia di oggi pomeriggio sabato alle ore 19 si preannuncia come una vera festa di popolo e di fede. Dopo l'accoglienza di Suor Maria Grazia e i saluti delle autorità civili e militari, il momento centrale sarà la benedizione solenne di Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo di Agrigento, che sin dai primi momenti dopo il rogo aveva espresso vicinanza alla comunità. La serata, presentata dalla nostra collega Margherita Trupiano, sarà arricchita da contributi artistici e testimonianze. Un momento conviviale sostenuto da diverse realtà produttive locali concluderà l'evento. La rinascita della tenda non rappresenta soltanto il ripristino di una struttura, ma la risposta di un'intera comunità che non si lascia intimidire dalla violenza. È la vittoria dell'impegno sociale ed ecclesiale sul degrado, un segnale di resilienza che restituisce dignità e coesione all'intera città. Maria Grazia è la prima, Stellina la seconda, terza è Suor Renza, infine Antonella. Sono 4 suore che hanno grande il cuore, che insieme hanno promesso al Signore. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. E poi ci siamo noi che cantando questo rap vogliamo Gesù Signore poter incontrare. Infine ci auguriamo di viver santità, lodando tutti insieme il Signore. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. Porta aperta, se lo sei, potrai cantare insieme con noi. E oggi il nostro rap non finisce qui, perché per noi oggi questo è un grande dì. Tutta la città è venuta qui per lodare insieme il Signore, per pregare insieme